Vittorio Veneto ospita i campionati nazionali di tiro a segno ANA, una manifestazione che sta attirando a Vittorio Veneto, nella nostra città, tanti atleti provenienti da tutta Italia. È una manifestazione che è la quarta volta che viene a Vittorio Veneto, il campionato italiano è la quarta volta, ha cominciato nel 1984, poi nel 2001, nel 2011 e questa appunto è la quarta volta che si svolgono a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto perché, al di là della città della vittoria eccetera, Vittorio Veneto dispone di un poligono di tiro che è all'avanguardia in tutta Europa, per cui la scelta, quando noi ci proponiamo, è quasi d'obbligo ed è una cosa che a noi fa molto piacere. Siamo arrivati a 254 presenze di atleti a un campionato di tiro che è anche un record, quindi siamo contenti visto gli impegni delle sezioni, le difficoltà negli spostamenti. Ecco, quanto importanti sono queste manifestazioni sportive che però esaltano anche lo spirito alpino? Sono molto importanti perché è un momento di sport, sano sport, di convivenza, di socialità, quindi per l'Associazione Nazionale Alpini è un momento importante per aggregare l'associazione. Il campionato nazionale ANA tiro a segno si identifica con due specialità: il tiro con la carabina distesi su un bancone e si identifica col termine carabina a terra, e il tiro con la pistola a 25 metri, che sono due campionati pluriennali, perché il tiro della carabina è la 54esima edizione e il tiro con la pistola è la 40esima edizione. La cosa che poi desideriamo far notare è che quest'anno viene istituita una nuova specialità di tiro che prevede il tiro con la carabina in una posizione molto più comoda, cioè il tiratore è seduto su uno sgabello, appoggia i gomiti su un banco e appoggia la carabina su un supporto anteriore. Questo gli consente di stare in posizione senza dover provare il disagio della posizione disteso, che ormai a una certa età molti tiratori hanno difficoltà a sostenere. Quindi questa è una prova e ci fa ben sperare nel futuro di questa attività sportiva. Il tiro a segno bench rest è un termine inglese, bench rest, che è diffuso. Spero che venga introdotto anche nei campionati di tiro dell'anno. Ecco, raccontiamo ai nostri telespettatori che stiamo parlando proprio di discipline sportive. Certo, tiro a segno è un'attività sportiva agonistica. I nostri atleti sono atleti agonisti, come lo sono gli altri atleti che partecipano ai campionati nazionali. Non sono amatori, sono persone che hanno identità fisica riconosciuta dalla certificazione medica e praticano attività sportiva a livello nazionale. Chi l'ha fatto da alpino ogni anno si ritrova poi a fare questa gara non solo in rappresentanza della propria sezione del tiro a segno, ma anche in rappresentanza della propria sezione alpini. E queste 250 persone sono il segnale che la cosa interessa e continua a mantenere e a crescere anche di interesse. Queste due giornate trovano ospitalità nel poligono di Vittorio Veneto. Sì, il poligono di Vittorio Veneto è strutturato come tanti poligoni attraverso la disposizione degli stand di tiro, quindi luoghi dove si spara con le carabine a 50 metri, luoghi dove si spara con la pistola a 25 e luoghi dove si spara con le carabine e le pistole a aria compressa a 10 metri. Il poligono di Vittorio Veneto ha una caratteristica: pur essendo piccolo nelle dimensioni, ha tante linee di tiro e quindi consente di praticare l'attività a molte persone. Il fatto che vengano 250 atleti e in 2 mezze giornate riescano a fare la gara significa che il poligono ha capacità ricettive sia nello stand di carabina sia nello stand di pistola. Il poligono di aria compressa noi questa volta lo apriamo alla prova di tutti quanti gli alpini, anche i non agonisti. Chi vuole provare, abbiamo promosso una gara di carattere ludico per far provare l'ebbrezza di questa difficile pratica sportiva.
per la sezione ANA di Vittorio Veneto, quindi un orgoglio ospitare questa importante manifestazione. È un orgoglio ospitare sì questa manifestazione, ma dobbiamo la maggior parte, il 95% della buona riuscita di questa manifestazione la dobbiamo ad una persona che non finirò mai di ringraziare, che è Roldano De Biasi, che tra le altre cose fa parte della Commissione Sportiva Nazionale ed è una persona che Roldano ha curato tutti gli aspetti di questa manifestazione, quindi un grande grazie a Roldano De Biasi. Noi prestiamo che le persone che arrivino qua trovino gradevole il luogo, la città, l'accoglienza, trovino gradevole l'impianto di tiro che fa la sua bella figura, e quindi noi con molto piacere desideriamo che la permanenza dei nostri atleti nella città sia gradita in tutti i contesti.